Cina, sono arrivati da altre parti d'Europa, ma anche dall'Italia, sono arrivati da posti diversi e non sempre da, diciamo, i soliti facilmente identificabili. Cosa vi devo dire? Dunque, innanzitutto vi dico le date del festival, che sarà quasi interamente nel Salone della Cineteca Sarda, Società Umanitaria di Trieste, dal 28 novembre al 3 dicembre, quindi sono 6 giorni di fila, da lunedì al sabato. Non sarà però tutto quanto nel Salone della Cineteca, ci saranno anche altre cose che troverete poi nel programma online e sulle brochure che faremo girare la settimana prossima, e alcune cose saranno nella biblioteca regionale, che vi ripeto, lì di Trieste alla Cineteca Sarda, credo all'auditorium, insomma ci sono diversi altri posti lì nei pressi in cui ci saranno, oltre ai film, anche concerti, presentazioni, incontri, dibattiti, eccetera eccetera. Quindi ripeto, troverete tutti i dettagli del festival sul sito e sulle brochure e sui libretti che faremo girare la settimana prossima. Mentre la serata di oggi è quella che è organizzata dalla FIC non solamente qui a Cagliari dai circoli cagliaritani, ma nei giorni scorsi e ancora nel fine settimana, domani e dopodomani, da altri circoli in tutta la Sardegna e anche in altre città d'Italia. La Federazione Italiana partecipa contribuendo appunto a individuare e eleggere il miglior cortometraggio. Sono 8 quelli in gara, appunto selezionati dalla commissione, che vincerà appunto il premio del pubblico. Quest'anno inoltre nel festival c'è una categoria difficile chiamata giudicare, che è quella dei lungometraggi, quindi l'anno scorso non solamente cortometraggi e documentari, quest'anno ci sono anche lungometraggi, diciamo, di fiction, cioè narrativi, non di documentari.